1990. Non ho ricordi, ma mi raccontano che nell'agosto del 90, dopo uno spettacolare mondiale, volo in Sicilia per la prima volta e sono ancora in fasce. Cugini e zie fanno a turno per tenermi in braccio come un trofeo, sentenziando unanimi che sono tutta mia nonna Rosalia, alla quale nessuno sa che rimangono pochi mesi di vita. Una cugina di papà mi fa il buco alle orecchie, con l'orecchino stesso, mi raccontano. In paese si sentono le mie urla. 2009. Fino alla fine delle superiori, le estati in Sicilia si fanno un po' più rade. Sarà perché cominciano le vacanze studio in Inghilterra e in Spagna, i primi viaggi da sola in Irlanda, ma trovo sempre più scuse per non scendere. 2015. È un anno decisamente strano. Ho 25 anni e non me li sento, è come se in teoria avessi già dovuto decidere cosa fare della mia vita da un pezzo, ma sono ancora in alto mare. Così per la prima volta decido di scendere in Sicilia in primavera, non d'estate. Dormo dalla nonna, ma lavoro sul convento, perché dalla nonna c'è sempre qualcosa da fare. Mi vuole bene, ma non capisce che io non sono qua in vacanza. Una volta sento la mia vicina di casa che si riferisce a me come la milanisa. Non me la prendo, ho abbastanza anni di sopportazione alle spalle. I figli di migranti sono condannati a essere i tagli della società ovunque vadano. A sud sono quelli del nord, al nord sono quelli del sud. 2020. Quest'estate non andrò in Sicilia, non credo. È ancora troppo presto e non ho le forze necessarie per affrontare la domanda che tutti vorranno farmi. Qualcosa di spezzato ce l'ho dentro anch'io e lo so che farà fatica a guarire, ma non mi sento di affidare alla Sicilia anche questa responsabilità. Preferisco aspettare perché un giorno, quando tornerò, lo farò col sorriso sulle labbra e la curiosità di raccogliere nuovi ricordi, di ascoltare nuove storie e di solcare nuovi e sempre antichi paesaggi.